stufo e desolato. Ehi, l'aumetto timido, com'è? Puto un gotto, perché sei tu stufo? Il lavoro non mi soddisfa. Non riesco a trovare un senso di quello che sto facendo. Ho 30 anni, sto avendo consapevolezza del mio destino fatto di una vita nel più assoluto anonimato. I sogni che avevo da ventenne si sono bruciati senza che io nemmeno abbia provato ad accenderli. E non si può far cagare gli asini per forza. Dai, beghi insieme. Una birra oste per il mio amico. Pensavo che un giorno sarei stato soddisfatto. Certo ho avuto momenti felici, ma erano così brevi. Vedi, caro ometto, la felicità è come una scoresa. Quando l'arriva è difficile trattenerla. Ti pensi tu che sia qualcheduni contento a sto mondo? E tutti matti e tutti disperati. Proprio tu lo dici che sono tutti matti. Tu che passi la giornata a contare le mosche che attraversano la strada. No, caro, mi non conto le mosche e neanche le sdinsale, mi conto le persone, non che ne uno che sia contento. I va tutti a lavorare 8 ore al giorno per un lavoro che non gli piace. I torna a casa e invece di godersi va a crompar roba da vestir e si fa fuori 50 ore di stipendio. Ma se lavori e guadagni, i soldi in qualche modo dovrai pur spenderli. Ma piuttosto fa ferie tutta la vita? E poi con che criterio? Ho visto Buteletti comprarsi scarpe da 200 euro, stesse identiche a scarpe da 5 euro. E allora sono là di mandarghe, e go di mandà. E cosa ti hanno risposto? Che l'è la marca, e fa figo andare in giro con scarpe da 200 euro. Allora mi dimando, se te veda il fruttarol e il gale banane da 20 skei, e quel de fianco il gale banane da 50 euro l'una, te fate un cuar perché fa più figo? Ma vai in m***a! Tu non puoi capire. Vai in giro vestito da straccione. C'è anche qualcosa che si chiama amor proprio. Ah, mi capisco tutto. Capisco che se tutti malè, ci non va a far shopping, se dis così, shopping, perché te scioppe a vedere quanto costa la roba, e se guarda la TV. Sulla TV ti spiega che le scarpe da 200 euro gli è belle perché se le metti Brad Pitt, e ti te vai a comprare le scarpe da 200 euro perché te pense, divento un pochettino come Brad Pitt, e invece te resta un po' sfigà, e ti dime che si normali. Ma neanche quando si era al manicomio non ho mai visto gente tanto rincoglionia. Sei stato al manicomio? Sì, dopo i lascerai sono venuti, ma là era più, come dir, più serietà, più buon senso, in mattiga più cervello di voi altri normali. Guardo so per strada che pien de buttei tutti in fighetè che te vede che ha messo 10 ore davanti a speio a prepararsi. Ma sare baltà il mondo. Mi ricordava che era le donne a truccarse. Non sem più uomini, se diventè come le anare, che anari masci e tutti colorati. Ma dopo arriva le donne, e anche loro e tutte belle tire a maltafina. Te che vevi sin e le te guarda mal. Non sta a toccarme che te spusse, e le fa così con tutti. Mica solo con me che a volte spuso un poco. Sì, se la prossima volta naso saonetta ti vedrai che non spuso più. Dopo le arriva a casa e le si lamenta. Non sono capaci di trovare l'uomo giusto. Ma per forza, cielo partì l'uomo giusto, Brad Pitt. Quelle che ha 50.000 miliardi e l'abita nella casa che te che mette 6 giorni a andare dall'entrata alla cucina. Pensa può arrivare in camera da letto e ciavartelo quanto tempo te che vol. Ma la roba brutta, lei che anche gli uomini adesso ga sta abitudine malsana, che vedi una e non la va ben. La ga i denti storti, che spussa il fià, lei cicciona, ma detto guardati, che te me par una brutta copia d'un criceto che le sta tira sotto da un trator. La gente, lei è matta, la sogna quelle donne lì che i vedi sui cartelloni. Gli va fatto tutto intorno un mondo finto, una specie di Gardaland, solo che invece di un parco di divertimenti, lei è un parco pieno di inquade. E adesso poi che arriva internet e il cerchio l'è completo. Tu conosci internet? Ah sì, non sono mica ignorante del tutto. Al bar che è una connessione e me le fa operare gratis se che netto i biceri. Mi la sera vedo tutti sti butei che sta a 2 metri dalle butele perché sennò le sbrana e non è modo di narghe al verso. Tutti dritti come sto cafissi. E dopo sa succedi? Che trova altre butele in chat e dopo 2 minuti par che li sia pronti a farsi giocare come se non l'avesse mai conosciuto uno. E il problema è che lori è da Bussolengo e ste chi è da Campobasso. Questi ormai agite come cavai, i va a peschiera, i monta sul treno, dopo 25 ore arriva a Campobasso e, diciamo, scoppia l'amore. Dopo ritorna a Bussolengo e catta le sue amiche che va fuori con dei tipi anche loro da Campobasso. E giustamente si incassa. Ma non potevate darcela a noi. E dico sì perché i butei moderni parla italiano. E loro? Ma li abbiamo conosciuti su internet. Erano tanto romantici. E intanto 4 più 4 butei ha speso mezzo stipendio di viaggio e soggiorno per una ciavada. Bello internet. Io non ho di questi problemi. Il mio intramontabile amore, Caroline, vive proprio di fronte a casa mia. Se l'è per quella, neanche a me non sono così semo. L'ultima che ho conosciuto in chat, la sta proprio a 2 passi da qua. Anzi, go appuntamento 5 minuti fa.
Tino! Ma non immaginavo fossi proprio tu, il tenero fiorellino. E ti, Caroline, te saresse coccinella in bugà? Proprio così, Tino, mi porti a fare un po' di sesso? Oh, te vedrei. Spero che te gabbia una banda bella larga, se no te la slargo mi. Certo, l'importante è che prima di tutto installi l'antivirus e che non ti cada mai la connessione.